dissidente venezuelana da anni residente a Venezia, che anche in queste ore ha avuto contatti telefonici con i detenuti nel carcere El Rodeo, dove si trova anche il cooperante veneziano Alberto Trentini. Mentre i carabinieri stanno indagando a 360 gradi per trovare i killer che hanno ucciso il barman 25enne, si è attivata una raccolta fondi per aiutare la mamma con le spese del funerale. Colpo di scena nella vicenda giudiziaria dei 3 fratelli Ramponi, responsabili della strage di carabinieri a Casteldazzano. 2 dei 3 avvocati della difesa hanno deciso di lasciare l'incarico. Il Comune non sta aggiornando il numero di residenti e lo storico contatore degli abitanti di Venezia in campo San Bortolo è fuori servizio. La denuncia di Venezia.com. Visita all'ospedale IRCS San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia per Don Marco Belladelli, coordinatore della Commissione Pontificia per la Sanità, che ha potuto visitare una struttura d'eccellenza. C'è ancora tempo per visitare lo splendido presepe vivente di Maerne, riallestito dopo 9 anni. La Befana arriva intanto al quartiere Pertini, rinviato per vento il Panevin di Malamocco. Buonasera, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali, ben trovati. Allora partiamo dalla nostra intervista a Yosmaira Barreto, dissidente venezuelana ma da anni residente a Venezia, che, lo avete sentito anche dai titoli, anche in queste difficili ore per il paese sudamericano ha avuto contatti telefonici con i detenuti rinchiusi nello stesso carcere dove si trova da oltre un anno il cooperante veneziano Alberto Trentini. Mentre anche il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, ha voluto telefonare ad Armanda Coruso, mamma di Alberto Trentini, per esprimere da vicino solidarietà, affetto e vicinanza, ma anche l'impegno concreto e naturalmente la preghiera dei vescovi italiani per cercare di arrivare al più presto alla liberazione del cooperatore veneziano. Nostra intervista a Yosmaira Barreto, dissidente venezuelana da anni fuggita a Venezia, impegnata in prima linea a difendere i diritti del popolo venezuelano. Anche in queste ore lei ha avuto contatti con prigionieri politici rinchiusi nello stesso carcere di Trentini. Mi hanno detto che Trentini era molto magro, deperito ma vivo. Questo e loro, quando è successo l'estrazione di Maduro, non hanno avuto il tempo neanche di andare nelle carceri. E il pericolo è adesso. Quindi Trentini, però, dalle informazioni che abbiamo, non ha avuto torture. Si chiamano torture bianche, come quella che ha avuto il francese quando è uscito. Cioè loro le lasciano la luce accesa tutto il giorno, gli danno poco cibo, le dicono, come tanti americani prima di uscire, le dicono adesso uscirai, ma hanno paura di uscire perché forse li possono ammazzare. Sono torture psicologiche. Ai detenuti si cerca di far arrivare aiuti sotto banco. Però ho provato a chiedere ai Trentini e mi hanno detto non riusciamo a fare passare neanche una medicina, neanche mangiare, perché loro sono messi da parte. Tutti i prigionieri stranieri sono ancora per loro più valiosi dei nostri, perché i nostri li hanno ammazzato 1000 volte, cioè li fanno fuori subito. Invece loro sono una pedina che hanno un valore più alto. Secondo lei quindi Trentini verrà liberato? Se... Perché adesso oggi ho avuto l'informazione che tutti i paramilitari gli stanno consegnando armi lunghe e corto alcance e ho visto i video anche, perché Diosdado si sta preparando per il popolo venezuelano fuori sta festeggiando per la prima cattura che abbiamo avuto dopo anni. Torniamo ora al delitto di mira, perché mentre i carabinieri stanno indagando a 360 gradi per trovare i killer che hanno ucciso il barman 25enne, si è attivata proprio in queste ore una raccolta fondi per aiutare la mamma con le spese del funerale. Continuano le indagini dei carabinieri per trovare gli assassini che hanno ucciso il barman 25enne Sergio Utarna con un colpo di pistola secco alla tempia.
I killer sarebbero almeno 2. I militari si stanno concentrando sulle ultime ore di vita del ragazzo, da quando la sera del 30 dicembre verso le 20 aveva finito il turno a Bar Esquina Relax di Mestre, a quando è stato ucciso circa 2 ore dopo, secondo quanto emerso dall'autopsia. Gli esperti stanno anche esaminando i 2 cellulari di Sergiu per capire con chi si fosse sentito. La pista più seguita al momento è quella della droga. Il 25enne potrebbe aver fatto un torto a qualcuno pagandolo con la sua vita. È verosimile che la sera della sua morte gli sia stato teso un tranello. I militari dunque indagano a tutto campo alla ricerca di prove, in primis il bossolo della pistola che ha ucciso Sergiu e di cui al momento non c'è traccia. E mentre le indagini proseguono, si è attivata una grande catena di solidarietà per aiutare la famiglia del ragazzo, in particolare la mamma. L'IBAN con le coordinate della donna è stato infatti diffuso sui social e tra le associazioni, ma anche amici e colleghi che stanno donando quanto possono per sostenere le spese del funerale, che sarà celebrato a Marghera o Zelarino quando arriverà il nulla osta da parte della magistratura. Ancora increduli, colleghi e amici di Sergiu davanti al locale Mestrino l'hanno ricordato, prima dedicandogli un minuto di silenzio, poi accendendo dei fumogeni colorati. I carabinieri di Mira hanno intimato il divieto di avvicinamento alla parte offesa e divieto di dimora nel comune di residenza della vittima, emessi dal Tribunale di Venezia a carico di un 39enne del luogo accusato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. La donna ha infatti denunciato che dopo aver interrotto la loro relazione sentimentale a causa di violenze fisiche e verbali per questioni di gelosia, l'uomo avrebbe cominciato a inviarle anche di notte continui messaggi WhatsApp per riprendere la loro relazione, anche in modo intimidatorio, offensivo e minaccioso, arrivando in una circostanza a seguirla in un locale dove si trovava in compagnia di un amico. Da lì evidentemente i provvedimenti. E poi il colpo di scena nella vicenda giudiziaria dei 3 fratelli Ramponi responsabili della strage dei carabinieri di Casteld'Azzano nel Veronese. 2 dei 3 avvocati della difesa hanno deciso di rimettere l'incarico. Cambio di avvocati per 2 dei 3 fratelli Ramponi in carcere a Verona per la strage dei carabinieri di Casteld'Azzano. Gli avvocati Fabio Porte e Domenico Esposito, incaricati d'ufficio della difesa di Franco e Dino Ramponi, hanno abbandonato l'incarico. Al loro posto è subentrata la legale goriziana Laura Luzzato Guerrini. All'origine della decisione di 2 avvocati ci sarebbe il difficile rapporto con i 2 fratelli, che in questi mesi non avrebbero mai mostrato alcun segno di pentimento e sarebbero convinti delle motivazioni che li hanno spinti al loro gesto folle ed estremo di far esplodere il casolare, provocando la morte di 3 carabinieri e il ferimento di una ventina di agenti delle forze dell'ordine che quel 14 ottobre erano intervenuti per eseguire lo sfratto dei 3 fratelli e una perquisizione alla ricerca di armi. A far esplodere il casolare era stata la sorella Maria Luisa Ramponi, che aveva azionato una molotov che aveva fatto saltare in aria l'abitazione satura di gas fuoriuscito dalle bombole lasciate aperte. La donna, dopo oltre un mese e mezzo di ospedale, è stata trasferita nelle scorse settimane in carcere a Montorio ed è difesa dall'avvocato Alessandro Ballottin. La donna era l'unica all'interno del casolare al momento dell'esplosione, mentre i fratelli vennero bloccati mentre tentavano la fuga. Ha destato una certa preoccupazione in alcuni residenti di Marcon il ritrovamento di alcuni bossoli di arma da fuoco davanti all'ingresso del Parco dello Zero. La segnalazione sui social arriva dal gruppo Facebook Tutto Marcon. L'utente, che ha postato la foto aggiungendo che sono lì da qualche giorno, ha aggiunto: speriamo siano a salve, carabinieri avvisati. Questo è il contenuto. Voltiamo pagina, il Comune non sta aggiornando il numero di residenti e lo storico contatore degli abitanti di Venezia in Campo San Bortolo è fuori servizio. La denuncia di Venezia.com, che riferisce come sulla vicenda si fosse mosso anche il consigliere di opposizione Marco Gasparinetti. È da fine ottobre che il sito dell'anagrafe del Comune di Venezia è fermo e quindi noi non siamo in grado di conteggiare gli abitanti e quindi trasferirli
fisicamente sul conto abitanti elettronico della farmacia Morelli. Lo storico conta residenti della farmacia di San Bortolo è fuori servizio. Ideato da Venezia.com, il conta residenti, aggiornato coi dati dell'ufficio anagrafe del comune, è diventato con gli anni un'icona del dramma dello spopolamento di Venezia. Quando fu installato, nel marzo del 2008, a Venezia c'erano ancora oltre 60.000 abitanti, calati costantemente e tristemente fino ai poco più di 48.000 delle ultime rilevazioni. Quando nel 2009 Venezia scese sotto i 60.000 residenti, Venezia.com organizzò il famoso funerale di Venezia, chiedendo in modo forte interventi drastici ed urgenti. Nell'agosto del 2022 Venezia è sprofondata anche sotto i 50.000 residenti, il numero più basso della sua storia, certificando la scomparsa di un patrimonio culturale identitario unico. Non sappiamo i motivi di questo disservizio. Ci siamo accordati tempo fa con il consigliere di Terra e Acqua Gasparinetti, che ha fatto un'interrogazione. Era riuscito a far riattivare il servizio, ma poi dopo qualche giorno non ha più funzionato, e quindi noi chiediamo che venga ripristinato il servizio, perché la gente vuole sapere quanti abitanti ci sono a Venezia ogni giorno. Un servizio che noi facciamo da circa una quindicina d'anni. Tra le cause dello spopolamento di Venezia viene occasionalmente tirato in ballo il calo demografico del paese, una lettura che però non regge ai dati dei residenti nei 3 comuni più grossi della regione negli ultimi 25 anni. Conteggiando l'intero comune, entroterra compreso, Venezia ha perso 12.000 residenti, mentre gli altri crescono ancora. A cavallo tra il 2019 e il 2020, Verona è diventata la prima città del Veneto, superando per la prima volta nella storia Venezia. Oggi ha 255.000 abitanti, mentre Padova è cresciuta di quasi 3.500 residenti. La diminuzione degli abitanti e l'esodo dei veneziani è la testimonianza del fallimento della politica degli ultimi 40 anni, di tutte le giunte che si sono succedute al governo della città. Venezia perde gli abitanti quotidianamente, perde servizi, perdendo servizi si perdono gli abitanti, è un gatto che si morde la coda, e nessuno mai è riuscito ad invertire la tendenza. C'è anche un'altra tendenza che non si interrompe da 20 anni a Venezia, quella della crescita dei posti letto turistici. Un altro contatore posizionato in una libreria di Campo Santa Margherita da Ocio, osservatorio civico sulla casa e la residenza, certifica un'apertura a valanga di posti letto per turisti che nel settembre del 2019 hanno superato i residenti e oggi sono abbondantemente sopra i 50.000, 80.000 se si conta l'intero comune. E ora andiamo alla visita all'ospedale San Camillo degli Alberoni, al Lido di Venezia, di Don Marco Belladelli, coordinatore della Commissione Pontificia per la Sanità, che ha potuto visitare questa struttura d'eccellenza. L'ospedale Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia è un punto di riferimento per la cura e la ricerca scientifica, e anche l'università. La visita di Don Marco Belladelli, presbitero mantovano e coordinatore della Pontificia Commissione Sanità della Santa Sede, ha confermato questo impegno. San Camillo mi ha fatto un'ottima impressione, è la seconda volta che vengo a visitare questa struttura, e naturalmente vedo anche i miglioramenti. La situazione della sanità cattolica in Italia è in qualche modo problematica, diciamo, nel senso che lavorare col sistema sanitario nazionale vuol dire certamente avere dei grossi problemi di budget, e quindi bisogna in qualche modo intervenire per superare questa situazione. Serve una riforma. Quasi 50 anni dall'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, e naturalmente rimane certamente un valore importante per la nostra società italiana, ma in questi 50 anni ha anche mostrato le sue debolezze e le sue fragilità. Il San Camillo è gestito dalle Suore Immacolate di Pistoia ed è guidato dall'amministratore delegato Mario Bassano. Non è stato un anno indubbiamente entusiasmante, però abbiamo raggiunto i budget concordati con la Regione del Veneto, ed è stato un anno importante per noi perché abbiamo acquisito la gestione di un altro ospedale, il terzo, che è l'ospedale San Raffaele Arcangelo di Venezia. C'è
ancora tempo per visitare lo splendido presepe vivente di Maerne, che torna dopo anni, e domani ci sarà la consegna della calza. Dopo 9 anni di assenza torna a disposizione della comunità. Il mio grande grazie va a tutti questi volontari che sono qui dietro a me e tutti quelli che hanno lavorato durante questi 2 mesi molto intensi per riuscire a creare questo villaggio che rappresenta la nostra comunità, la comunità di Maerne, la comunità unita, una comunità che veramente si vuole bene. C'è ancora tempo per visitare lo splendido presepe vivente di Maerne, che torna dopo anni grazie alla volontà del sindaco e soprattutto dei volontari che l'hanno fortemente desiderato. All'interno del presepe vivente troverete 12 casette dove vengono rappresentati i lavori di una volta. Un appuntamento da non perdere, in particolare il giorno della Befana, in cui sono previste molte sorprese per i più piccoli. Domani 6 gennaio per il mercatino della Befana in piazza 4 novembre e poi al presepe vivente la consegna di calze a tutti i bambini. Vi aspetto numerosi. E non si terrà invece domani sera, giorno dell'Epifania, il tradizionale appuntamento con il Panevin di Malamocco al Lido di Venezia, a causa delle previsioni di un forte vento, tra l'altro che hanno fatto emettere alla Protezione Civile regionale un avviso di fase di attenzione, così si chiama. I volontari dell'Associazione Radiantistica Malamocco hanno preferito rinviare alle 18:30 di mercoledì in località Canadà. Dall'andamento delle faville, anche in questo caso come in tante altre località, il capitano Ferruccio Falconi, 99 anni, darà le previsioni sul 2026. Ci saranno dolci biscotti, la classica pinza dolce dell'Epifania e naturalmente bagigi, noci offerte a tutti. Ed è tutto pronto in quartiere Pertini invece a Mestre per la distribuzione delle calze della Befana, appuntamento in questo caso per domani mattina alle ore 10. Come da tradizione, anche quest'anno nel giorno della Befana ci sarà la distribuzione delle calze in quartiere Pertini a Mestre. Ne abbiamo preparati 157, quindi aspettiamo i bambini, ma anche quelli un po' più etticelli, gli anziani che vogliono sempre anche loro la calza. Perché non si smette mai di essere bambini e la festa della Befana lo ricorda a tutti. Nella casetta di legno davanti alla chiesa si troveranno dunque calze di varie dimensioni e colori, piene di dolcetti, caramelle, cioccolata e anche qualche pezzetto di carbone per chi non è stato molto buono. Un'iniziativa resa possibile grazie ai tanti volontari del quartiere, capitanati dal presidente del comitato Giorgio Rocelli, perché portare un sorriso a grandi e piccini, soprattutto ai meno fortunati, è diventata ormai una missione. Vi aspettiamo domani alle ore 10. È un successo il pomeriggio di festa organizzato dall'Associazione Culturale Mostra Lido per far divertire i bambini veneziani in piazza Sant'Antonio. Di fronte alla magia si può sognare e ci si deve solo inchinare. Tutti possono tornare in fondo un po' bambini, stupirsi e guardare al futuro con il sorriso e un maggior ottimismo. Basta un colpo di magia e anche i problemi quotidiani possono trovare una loro soluzione. Per lanciare questo messaggio di ottimismo, l'Associazione Culturale Mostra Lido, con il mitico mago Antonino, ha voluto promuovere un pomeriggio di divertimento gratuito per tutti i bambini del territorio e le loro famiglie in piazza Sant'Antonio a Città Giardino, Lido di Venezia, a conclusione delle festività natalizie. Soddisfatti i promotori, come confermano le parole entusiaste dell'avvocato Francesco Mario Delia. Bellissimo, qui di fronte alla chiesa di Sant'Antonio, tanti bambini hanno assistito al programma, alle magie qui del maestro che abbiamo qui accanto a noi, che è sempre ai massimi livelli. Ce la fa una magia? Solamente portato dei foulard, non lo so, vediamo un po' cosa riusciamo a trovare qua dentro. Guarda, abbiamo trovato qualcosina. Olà. Per il nuovo anno un pensiero e un augurio. Mi auguro sempre che terminino tutte le guerre in questo mondo.
Andiamo a vedere insieme la natività realizzata tutta a mano dai volontari del gruppo Presepe della parrocchia di Mussetta di San Donà di Piave, allestita nella chiesa. Ispirato all'anno giubilare, il Presepe ha il tema della speranza e rappresenta 5 situazioni in cui il centro di tutto è che Gesù è la nostra speranza: affamati, esuli, guerra, natura e malati. Prima di salutarci vi ricordo domani sera alle 21 l'appuntamento su Antenna 3 con Mercy the Musical, un gancio dal cielo, lo spettacolo all'Auditorium di Naorsi di Conegliano, ispirato alle parole di Papa Francesco per riflettere sui valori della misericordia, dell'ascolto e della solidarietà tra musica e spiritualità. Appuntamento domani sera alle 21 su Antenna 3. È tutto dunque, a me non rimane che lasciarvi alle previsioni del tempo e augurarvi una buona serata. Arrivederci.